Saranno quasi 10.000 gli alpini che dalla provincia di Treviso partiranno per la 94esima adunata nazionale, in programma dall'11 al 14 maggio a Udine, dove sono attese per la sfilata 90.000 penne nere da tutta Italia. Gli 89 gruppi della sezione di Treviso, che da sola come città conta 10.000 iscritti, si stanno già organizzando da mesi. Sarà una grande festa allargata a familiari e amici. C'è chi si muove singolarmente, chi arriva organizzando degli accampamenti per il gruppo o per i raggruppamenti, cioè un insieme di più gruppi. Chiaramente è tutto coordinato dal comitato organizzatore della Dunata. Ci saranno una serie di aree attrezzate con servizi igienici e illuminazione. Ognuna ospiterà al massimo 400 persone in un raggio di 15 km dal centro di Udine. Poi sono previsti degli alloggi collettivi e anche delle aree camper diciamo nel centro urbano. Chiaramente tutto coordinato da chi sta organizzando. Questa è la prima adunata veramente senza alcuna limitazione Covid. Lo scorso anno a Rimini, nonostante alcune limitazioni che sappiamo, la sezione di Treviso ha presenziato con circa 1500 persone alpini. Quest'anno io penso che supereremo quella cifra di gran lunga. Le adunate sono anche l'occasione per farsi conoscere e spingere sul reclutamento per garantire un ricambio generazionale difficile per tutti. Coinvolgere i giovani è una sfida. I giovani comunque partecipano e cerchiamo di renderli partecipi della nostra vita associativa in varie forme, per esempio le attività di volontariato o anche quelle di protezione civile. Quindi questo è un impegno che noi abbiamo e che ci siamo dati per anche garantire quello che noi chiamiamo il futuro associativo.